Eccoci qui, un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che seguono Sindipendente, che è la testata giornalistica di Assemblea Nazionale Sarda. Io sono Federica Marroccu, sono qui con Caterina Vittoria Roselli e Adriana Valenti Saburè. Tra breve ci presenteremo meglio tutte e tre. Intanto io voglio ringraziare tutta la redazione di Sindipendente, Ivan Monni, per questo spazio. Il motivo per cui ci siamo noi tre e in particolare io e Caterina a intervistare Adriana e non Ivan Monni è che è appena passato l'8 marzo. In questa data così importante, quindi la giornata internazionale della donna, le donne si riprendono gli spazi pubblici, si riprendono le piazze e noi ci vogliamo riprendere la nostra storia, ed è per questo che abbiamo deciso di coinvolgere Adriana, la quale sta facendo delle ricerche importantissime sulla sarda rivoluzione, nell'ambito delle quali ha anche scovato, incontrato storie di donne. E oggi ne parliamo insieme a lei. Io chiaramente già da adesso la ringraziamo tantissimo di questo suo tempo e anche per il suo importante contributo alla storia degli studi sulla Sardegna. Come diremo fra breve, insomma, è un contributo molto importante, soprattutto per il focus che intendiamo dargli oggi, cioè la storia proprio del contributo femminile, che è un rimosso nel rimosso più generale della storia della sarda rivoluzione. Non mi prendo troppo spazio, do la parola a Caterina per presentarsi. Prima dico delle cose su di me. Io sono Federica Marroccu, sono una guida turistica, cerco di parlare della Sardegna con una prospettiva decoloniale e transfemminista. Sono socia di Assemblea Nazionale Sarda da qualche anno e da gennaio sono anche all'interno del coordinamento. E basta, passo la parola a Caterina. Grazie mille Federica per questo passaggio, appunto per questo passaggio di palla. Dunque, io sono Caterina Vittoria Roselli, sono socia ANS da pochi mesi, socia affezionata fin da subito e sono molto molto contenta di essere connessa oggi con voi per parlare di questo argomento intersezionale, spesso lasciato da parte dalle più e dai più. E dunque penso che sia davvero fondamentale affrontare questi argomenti e non lasciarli da parte, soprattutto quando appunto ci si occupa di questioni che riguardano la decolonizzazione, che riguardano il femminismo, il transfemminismo, in generale anche l'invisibilità dei popoli e delle minoranze. Insomma è indispensabile fare questo tipo di collegamenti, è indispensabile capire il valore della cultura e il valore della conoscenza. Io di cosa mi occupo? Io in sostanza mi occupo di lingua galurese. Un tema che mi sta particolarmente a cuore è proprio questo, quindi il rapporto fra le lingue minorizzate e le categorie anche di persone un pochettino discriminate, minorizzate, come appunto le donne, ma non solo, anche le comunità LGBTQ+. Non saprei cos'altro dire, non vedo l'ora di sentire chiaramente la presentazione di Adriana e di proseguire, quindi passo la palla anch'io. Benissimo, allora grazie Federica, grazie Caterina per questa bellissima introduzione. Io innanzitutto volevo dire che sono molto felice di essere qui con voi perché siete due donne, due giovani donne molto impegnate nel sociale, nel politico, nell'umano, se così si può dire, e sempre col sorriso sulle labbra. Diciamo che avete sempre il sorriso anche quando portate avanti dei discorsi molto molto seri
e quindi in questo ci somigliamo abbastanza. Ecco, quindi io sono Adriana Valenti Sabouret e sono una studiosa, nasco come docente e poi pian piano, diciamo, mi metamorfizzo in ricercatrice studiosa e con particolare riguardo alla sarda rivoluzione, che è un soggetto che mi ha appassionato fin dall'inizio e da quando l'ho abordato non sono riuscita più a staccarmene. Adesso siamo un tutt'uno, ecco. E quindi eccomi qui a parlare oggi di donne della sarda rivoluzione, perché purtroppo sono state dimenticate o comunque ricordate in maniera così superficiale o sempre accessoria agli uomini con cui si correlavano. Grazie a entrambe per queste prime parole, per questi primi ragionamenti. Io passerei subito alla prima domanda, che riguarda proprio il discorso che facevo prima, cioè da un lato il fatto che il contributo femminile alla storia è oggetto di una rimozione già, come dire, sistemica, si può dire così, e sociale. Nel caso della Sardegna anche è una rimozione all'interno di una rimozione più grande, cioè quella che riguarda la sarda rivoluzione in sé, in quanto la storia della Sardegna è stata ed è oggetto di una integrazione, di un processo di integrazione all'interno del più ampio contesto italiano. E quindi questo ha impedito in molti casi di trattarla come una materia a sé, diciamo. Sulla sarda rivoluzione proprio ci mancano veramente moltissimi pezzi. Tu, Adriana, stai facendo un lavoro straordinario di ricerca proprio in archivio, supportata da un metodo rigoroso che ti sta portando a come dire, colmare un vuoto che riguarda proprio i personaggi e le loro storie, degli esuli, ecco, della sarda rivoluzione in Francia. Se quindi alla Sardegna mancano come dire, i dati, la storia, quella più scientifica, sicuramente mancano anche le storie, manca una dimensione proprio più narrativa, no? Più ampia, ci mancano i simboli, perché i luoghi della sarda rivoluzione sono stati cancellati, nel senso che su di essi si sono sovrapposte altre strutture. Ne parlavamo a Sassari il 28 di febbraio in occasione delle celebrazioni legate all'ingresso di Giovanni Maria Angioia a Sassari, quindi se ne è parlato tanto e si è parlato proprio del fatto che non abbiamo più neanche luoghi che ce le ricordino queste vicende, non abbiamo monumenti, non abbiamo i nomi delle strade che menzionino gli eroi, chiamiamoli così, i martiri della sarda rivoluzione. Figuriamoci le donne. Contarci è un atto politico. Nominarci lo è forse in maniera ancora più forte, è un atto che coniuga più lotte, non solo quella per la parità di genere, ma come dicevo appunto anche quella di riappropriazione della propria storia da parte del popolo sardo, una storia in cui le donne sono state presenti. Allora Adriana, nominiamole, partiamo dal dire chi sono, facci alcuni nomi. Sì, dici bene Federica, appunto, diciamo quella delle donne è stata la rimozione entro la rimozione, che già concerneva non solo gli uomini, proprio i protagonisti della sarda rivoluzione, ma anche proprio tutti i fatti, quindi è diciamo un lavoro proprio di scavi archeologici che bisogna fare e che bisogna continuare a fare. Allora, per quanto riguarda i nomi di donne non ce ne sono tantissimi, perché come dicevo la storia non ci ha tramandato, ecco, questo
a parte qualche, diciamo, cenno generale per dire che ad esempio le donne, le mogli dei contadini affiancavano i mariti diciamo, in questa lotta antifeudale, e quindi erano partite anche insieme ai figli spesso al seguito di Giovanni Maria Angioy. Ma diciamo che a parte questo bisogna andare a trovare proprio dei documenti per capire che cosa hanno fatto e chi ha fatto. Allora, io per non voglio dimenticarne neanche una. E allora vorrei citare innanzitutto Donna Marianna Serra di Ittiri, poi Donna Isabella Cugia, che in realtà era siciliana, nata a Messina, però sposò a Cagliari, quindi fu residente a Cagliari. Poi abbiamo Donna Giuseppe del Rio, detta Pepica, lei era di Sassari, Rosa Brigliano, che alle volte in certi documenti la troviamo come Rosa Brigliani, poi Donna Maria Ignazia Cordiglia di Cagliari, Donna Caterina De Logu, sempre di Cagliari, Maria Elena Piras di Torralba, ma residente a Cagliari, Donna Antonia Cherchi, coniugata Massidda, di Sant'Ulussurgiu, e Ambrogio Assoddu di Bono. Senza dimenticare Speranza Sisca de Peru, coniugata Mundula, di Sassari. Ecco, questi sono i nomi che diciamo io ho trovato, spero di trovarne anche degli altri. Grazie mille Adriana, ascoltami, io quando parliamo diciamo di rivoluzioni ci si sofferma sempre sull'aspetto della militanza e quasi anche del combattimento, no? Quindi come posso dire, della prima linea, però in realtà quando si parla di partecipazione politica o in generale appunto alla vita politica non c'è soltanto questo aspetto, ce ne sono tanti altri. La dimensione privata e la dimensione domestica, che spazio trovano all'interno della strada rivoluzione? Nel senso, tu nel 2024, se non sbaglio, hai pubblicato Le nuove sorelle Angiui, quindi hai raccontato anche le storie delle donne che orbitavano intorno alla figura di Angiui, e poi spesso e volentieri hai anche citato una certa Madame Dupont, che diciamo ha dato un sacco di supporto, ha avuto diciamo un ruolo di cura anche nei confronti di Giovanni Maria Angioy, che sono diciamo dei contributi importantissimi anche nei confronti della sua vita. E quindi vuoi un po' raccontarci in che modo queste storie sono entrate all'interno della storia della strada rivoluzione, nella militanza e quindi attraverso anche la cura, questo grandissimo strumento che è la cura? Sì, certo, una bella domanda Caterina. E in effetti sì, come noi donne facciamo anche oggi, in realtà abbiamo questa, come dire, ambivalenza, ecco, da un lato della militanza e dall'altro della cura, perché rimaniamo comunque, cioè fa parte proprio della nostra, credo, essenza di donna, ecco, questa duplicità. E quindi chiaramente anche le donne del passato non facevano eccezione, quindi abbiamo delle donne che andavano a cavallo e che facevano proprio propaganda antifeudale insieme agli uomini, insieme a Don Obino e ai suoi fratelli, insieme ad Angioy, o che passeggiavano nei pubblici stradoni con Angioy scandalizzando le persone. E quindi da questa parte la militanza, quindi donne che affermavano il loro essere democratiche e repubblicane, cosa non tanto scontata per il periodo, perché non è come dirlo oggi. Nel periodo sappiamo che c'era la monarchia, c'era la Chiesa, quindi tutti i poteri forti, per cui dire queste cose era mostrarsi rivoluzionari, ecco. Quindi il coraggio queste donne lo hanno avuto, proprio il coraggio di militare in queste idee e di apportare il loro contributo anche a rischio della vita, perché chiaramente quando si riunivano in segreto, se fossero stati scoperti avrebbero, diciamo, avuto delle grosse conseguenze.
E quindi dall'altra parte invece la cura, e qui di donne che hanno curato i rivoluzionari ne troviamo a valanghe. In primis, come ricordavi tu, Caterina, vorrei ricordare una donna che, pur non essendo sarda, appunto Catherine Dupont, fu colei che aiutò maggiormente Giovanni Maria Angioy, perché lo fece curare proprio fisicamente, lo accolse anche fisicamente nella sua casa, gli anticipò tutte le spese di vitto, di alloggio, e si occupò di lui nella malattia, nella solitudine, anche quando era stato un po' abbandonato, tra virgolette, nel senso si vedeva di meno con gli amici sardi, con i partitanti sardi, i suoi seguaci, perché la malattia lo isolava sempre di più. Troviamo questa figura di Catherine che gli fu devota fino alla fine e che da lui non poteva avere niente di materiale, quindi solo morale, solo affettivo, solo umano, ecco, una relazione molto, molto generosa, degli scambi che mi hanno molto commossa quando ne ho scritto, quando ne ho letto, ecco. E quindi poi nella cura, come dire, abbiamo molti altri personaggi, abbiamo delle mamme che perorano la causa dei figli, che impugnano la penna come arma e che scrivono quindi al viceré, che scrivono a chi di dovere per far ottenere la grazia. Abbiamo avuto delle mamme di un rivoluzionario che si è trovato addirittura schiavo in Tunisia, e lei appunto ha scritto per ottenere la liberazione dalla schiavitù del figlio. Abbiamo una nipote che perora la causa di un sacerdote, suo zio, che non tornò in effetti mai dall'esilio. Quindi abbiamo tutte queste testimonianze di cura, ecco, delle donne nei confronti degli uomini, siano essi amici, mariti, figli, zii. Vorrei che ci dicessi qualcosa in più a proposito di Donna Marianna Serra, che è una figura molto interessante che vale la pena approfondire e su cui secondo me vale la pena che tu ci racconti qualcosa in più. Sì, sicuramente è curioso perché di Donna Marianna Serra, da quello che ho capito, doveva essere una donna innanzitutto molto affascinante, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista proprio della tempra morale, del coraggio che la contraddistingueva, perché era lei che appunto andava a passeggio con Angioy e ne decantava la condotta. Anche lei era repubblicana, quindi diceva che Angioy aveva ragione, riceveva visite da parte di Angioy. Era una donna sposata con Don Gavino Serra, e anche lui angioiano, quindi una coppia ben armoniosa in tal senso, perché entrambi, ecco, seguivano l'Alternos. E quindi questa donna è particolare perché sfida ogni regola sociale e politica del suo tempo, e quindi non si vergogna, perché all'epoca naturalmente una donna sposata non poteva passeggiare al braccio di un altro uomo, soprattutto un uomo in vista come Angioy, perché oltre ad essere giudice della Reale Udienza era anche un imprenditore, Alternos, era un personaggio molto in vista e anche, diciamo, abbastanza controllato dal governo che lo temeva proprio per le sue idee così libertarie, diciamo. Ecco, quindi di lei scrive colui che è passato alla storia come il carnefice dei patrioti della sarda rivoluzione, ovvero il famigerato giudice Giuseppe Valentino.
scrive proprio di lei che era insomma una svergognata perché se ne andava a passeggio con Enjoy, perché riceveva visite, quindi tutto naturalmente per screditarla agli occhi della società, naturalmente per questo delitto di cui si era diciamo macchiata. Lei tra l'altro molto coraggiosamente quando Enjoy diciamo fu assente, fu lei che teneva sempre legato il gruppo, diciamo il cosiddetto club che si riuniva ad Enjoy, dando notizia appunto di lui quando ne riceveva, perché non era poi così facile e scontato, e quindi capirete bene a rischio della sua vita, perché comunque erano persone che venivano, le cui lettere venivano intercettate, persone che venivano spiate. Quindi assolutamente una militante a tutto tondo e di grande estremo coraggio, ha fatto molto per la sarda rivoluzione. E poi abbiamo ancora di lei un'altra piccola chicca. Troviamo in una lettera che Don Obino scrisse a Parigi dall'esilio alla madre, perché lui scriveva spesso alla madre, Don Obino in una lettera di punto in bianco chiede alla madre: ma madre, sapete qualcosa di donna Marianna Serra? È vero che è andata al seguito del vescovo a Pisa? Quindi mi fa sorridere perché dopo tanti anni di esilio Don Obino non aveva dimenticato questa amica patriota, quindi evidentemente questa donna era era dotata di un carisma particolare e sicuramente era ammirata da molti uomini. Vorrei intervenire per sottolineare una cosa che è molto importante che ha detto Caterina prima, e cioè che le rivoluzioni sono fatte di tante cose, non c'è solo la parte combattentistica, la parte più, come dire, della prima linea, ma esiste una dimensione altra e questa dimensione è legata alla dimensione, allo spazio privato, allo spazio, chiamiamolo così, domestico, ma allo spazio del privato più in generale, che è uno spazio che si tende a considerare come spoliticizzato, come uno spazio che non è politico. In realtà non è così, perché anzi è proprio in quegli spazi che sono fiorite le idee, è in quegli spazi che le persone che poi, come dire, sono andate a militare in prima linea si sono incontrate. È proprio in quello spazio che sono state veicolate le idee rivoluzionarie, i sogni, il sogno di una Sardegna libera, la prospettiva di una Sardegna libera. È lì che è cresciuta la rabbia e le donne hanno presidiato quegli spazi, hanno cucito relazioni, hanno retto insieme tutto questo sistema di rapporti e hanno avuto cura di quegli spazi, facendo proprio da collante molto spesso, ed è un ruolo importantissimo, perché è su questo che si è potuta basare quella sollevazione riguardosa, per prendere in prestito un'espressione proprio di Giovanni Maria Enjoy. Io vorrei che fosse Caterina a fare questa la prossima domanda, e quindi le lascio la parola. Come preferisci, Federica? Se vuoi farla tu, la preferisci. No, allora, Adriana, parlavi prima diciamo, del giudizio maschile, no? Nei confronti di Donna Maria Serra, quello che è emerso appunto dalle lettere che hai studiato. Quindi io vorrei parlare di narrazioni. Proprio perché dall'ultimo articolo che ho pubblicato appunto, per Sito Indipendente, quindi Donna Maria Serra, una gioiana militante, sembra proprio che quasi tutte queste ricostruzioni che abbiamo di questa storia delle donne militanti, appunto, che si occupavano di altri, che avevano altre maniere appunto per contribuire all'aspetto della strada rivoluzione, quindi attraverso anche la cura, come abbiamo detto, che comunque in generale tutte queste storie siano raccontate dal punto di vista di altri,
uso il maschile proprio perché sono sempre uomini, no? Secondo te che impatto ha questo aspetto sulla ricerca storica? Cioè il fatto che siano sempre scritte da uomini e poi da uomini del Settecento, quindi figli del loro tempo e che avevano determinate prospettive. E ti è mai capitato di trovare invece dei documenti, insomma, dei documenti importanti, rilevanti, scritti da donne? Sì, infatti questo è un punto interessante, Caterina, perché purtroppo la donna all'epoca non è che avesse, ecco, tutto questo ruolo fondamentale. Ecco, la donna doveva essere sposa e madre fondamentalmente, e poi se andava bene, altrimenti finiva come nel caso di Angioi, con una sorta di divorzio, dico divorzio ma il termine è improprio per l'epoca perché il divorzio non esisteva, ma in effetti Angioi visse una separazione da Annica Belgrano proprio per divergenze di opinioni. E quindi no, purtroppo documenti scritti dalle donne, quindi nella sarda rivoluzione io non ne ho trovati, non ne ho rinvenuti. Per il periodo in generale ho trovato una straniera, un inglese che per esempio aveva filtrato tutta la rivoluzione francese raccontandola lei, però purtroppo per la sarda rivoluzione io non ho trovato questo, quindi gli unici documenti scritti dalle donne che contribuirono, come abbiamo spiegato, alla sarda rivoluzione sono proprio queste lettere, sono queste testimonianze che abbiamo. Della stessa Catherine Dupont sappiamo qualcosa grazie agli atti del processo che le sorelle Angioi poi le intentarono, insomma, quindi abbiamo come dire delle notizie sempre indirette. Anche di Catherine Dupont io ho potuto capire, diciamo, la sua relazione, il suo affetto per Angioi sempre dalle parole di Angioi, che Angioi nel testamento dirà che prova una grande gratitudine per Catherine Dupont che durante tutti questi anni gli ha mostrato un affetto filiale, quindi sono sempre quindi che le donne vengano descritte in termini positivi o in termini negativi, esse sono sempre, diciamo, filtrate, viste dagli occhi dell'uomo, quindi o dell'uomo innamorato, o dell'uomo grato, o dell'uomo sconcertato, in ogni caso dell'uomo, ecco, e quindi chiaramente col filtro dell'uomo, come dicevi tu, Caterina, del suo tempo, e chiaramente nel Settecento la donna non era ancora considerata, anzi in Sardegna tutto sommato si era tornati indietro, perché se ricordiamo Eleonora d'Arborea si era tornati molto indietro, ecco. Quindi, ma insomma è così, ma non solo in Sardegna, era una condizione della donna dappertutto, ecco. Quindi no, per tornare a noi, alle donne che ho citato e che sicuramente non saranno poi tutte quelle che hanno partecipato alla Sarda Rivoluzione, ma solo quelle di cui diciamo abbiamo trovato notizie. E quindi sono queste lettere, delle lettere scritte da loro, quindi lettere appunto o in difesa dei figli o in difesa dello zio sacerdote, ecco, solo questo, però proprio diciamo documenti in cui la donna esprime una sua opinione. La stessa Marianna Serra, no, della stessa Marianna Serra non abbiamo trovato documenti. È vero che è anche vero che era un periodo talmente delicato che anche se avessero scritto qualcosa, tutti i documenti venivano bruciati, degli uomini come delle donne, proprio per non lasciare tracce compromettenti, visto che poi la pena erano le torture, l'impiccagione e quindi cose molto gravi, ecco, pene crudelissime.
Io non vedevo l'ora che venisse il momento di fare questa domanda, è la mia domanda preferita, devo dire la verità, e di questo rendo merito a Caterina perché l'ha pensata lei. Perché mi dà modo di parlare di un aspetto che io apprezzo molto del lavoro che fai, Adriana, e cioè la tua grandissima capacità di restituire la dimensione umana delle figure storiche che tu ci racconti. Lo fai ovviamente nelle opere narrative, perché tu scrivi sia romanzi che saggi. La cosa straordinaria è che nella selezione delle informazioni e nel modo di cucirle insieme sei in grado di farlo anche in un'opera così, come dire, metodologicamente più rigorosa, più legata a magari alla ricostruzione storica che non all'aspetto narrativo, eppure ci riesci, e questa è una cosa che dobbiamo alla tua sensibilità e alla tua grande capacità proprio di selezionare le informazioni da includere e cucirle insieme, coniugando questo aspetto con veramente un rigore scientifico sicuramente encomiabile e insomma oggettivo. Ecco, basta leggerli i tuoi saggi per riscontrarli. A questo vorrei aggiungere un elemento in più, e cioè la narrazione che viene veicolata solitamente sulle donne sarde, sulla figura femminile in Sardegna. Da un lato Samere Domo, quindi il ruolo del femminile legato al lavoro produttivo, riproduttivo, una donna appunto rigorosa, quasi dura, chiusa, e dall'altra parte dello spettro poi invece tutti gli stereotipi legati invece più alla, come dire, alla passionalità e alla parte più legata appunto alla Sardegna selvaggia, che trova una declinazione specifica nella narrazione sulle donne, compresse. Entro questi due poli ci sono individui reali, però con sentimenti, aspirazioni, sogni e quant'altro. A proposito di questo ti volevo chiedere, ti è capitato di immedesimarti, di sentirti vicina alle donne che hai incontrato e di cui hai parlato anche nei tuoi lavori? Sei riuscita a cogliere alcuni di questi aspetti, cioè le passioni, i sentimenti, le contraddizioni, le speranze, i sogni di queste donne? Sì, ti ringrazio, è una domanda che mi piace molto perché l'avrete capito, insomma, a me l'aspetto umano, sia nella mia vita personale che nella mia vita, diciamo, di scrittrice, interessa moltissimo, cioè è imprescindibile dai fatti, perché ad esempio secondo me nessuna rivoluzione può essere fatta se non si vive in modo passionale, ecco, la sofferenza del popolo e quindi l'esigenza collettiva di andare a cambiare le cose anche imbracciando le armi, anche da parte di un sacerdote, per dire, imbracciare le armi per mostrare proprio questa intolleranza verso delle ingiustizie talmente atroci e perpetrate sul popolo, in questo caso sardo, da renderlo necessario. Quindi chiaramente da donna, se sono riuscita a immedesimarmi in un Angioi, in un Mundula, in Francesco Sardancorda, insomma sono diventata anche sacerdote, da donna mi sono immedesimata chiaramente in maniera più facile, non dico più empatica perché non faccio, diciamo, dei privilegi, ma è stato più facile per me identificarmi proprio perché, a parte il fatto che sono isolana anch'io, anche le siciliane, insomma, godiamo di una, diciamo, reputazione di donne passionali e abbastanza forti. E quindi sì, mi sono immedesimata in molte donne della sarda rivoluzione.
se vogliamo iniziare da donna Marianna Serra, mi piace questo suo, mi è piaciuto proprio questo suo coraggio, questo suo essere al pari degli uomini, proprio di andare a cavallo e andare a fare propaganda antifeudale, in questo suo superare tutte le regole sociali e politiche e non vergognarsi di essere amica di Enjoy, partitante di Enjoy, ecco, quindi questo mi è piaciuto moltissimo. Però mi sono impersonata anche in altri tipi di donne, nelle donne della cura, ad esempio penso alla sposa di Gioachino Mundula, un grande patriota, avvocato, patriota sassarese, e la moglie di Mundula, che si chiamava Speranza Cisco de Peru, è stata madre di 13 figli insieme a Gioachino, che era il padre, e i più grandi, i maggiori, e seguirono il padre, erano angioiani anche loro, quindi immaginate questa donna che vede partire il marito in esilio per così tanti anni, non lo rivedrà mai più perché Gioachino Mundolo non tornerà più vivo dall'esilio, morirà a Parigi, e quindi la moglie non ebbe neanche la consolazione di potersi raccogliere, ecco, andare a piangere sulla tomba del marito. E questa donna poi patì anche l'esilio di un figlio maggiore, Giuseppe, e gli arresti del figlio minore, Paolo, che era giovanissimo, angioiano ma giovanissimo, e quindi diciamo subì solo gli arresti, solo tra virgolette. Quindi questa donna si venne a trovare con tantissimi figli, tutti figli minori, senza l'aiuto né del marito né dei due figli maggiori, e chiaramente in condizioni economiche disastrose, perché comunque aveva una prole numerosa, e lei con grande dignità fino alla fine della sua vita si è occupata bene, ecco, della sua famiglia. Quindi come non fare a immedesimarsi in una donna, anche lei così coraggiosa, magari un coraggio meno spavaldo di quello di donna Marianna Serra, ma sempre coraggio e grande dignità, quindi molto importante. Poi mi sono ovviamente commossa e compenetrata in una donna di Bono, quindi Bono, ricordo, era il villaggio natale di Giovanni Maria Angioy, che fu punito molto severamente, fu represso molto severamente, molto di più degli altri villaggi, proprio perché dovevano dare un forte segno, ecco, qui è nato Angioy, quindi qui facciamo proprio una strage. E quindi quando i miliziani del governo arrivarono quasi alle porte di Bono, i bonesi vennero a saperli, perché c'era chi era appostato, diciamo, dall'alto, e si rifugiarono tutti, assolutamente tutti, nella montagna vicina. Una sola donna rimase in paese, Ambrogia Soddu. Perché? Perché purtroppo era paralizzata, quindi una fuga così rapida per le montagne non era possibile. E diciamo i paesani partirono a cuor leggero, nel senso che pensarono che nessun miliziano si sarebbe permesso di torcere un solo capello a una donna inerme, una donna allettata, perché fu lasciata nel letto, e invece la cosa purtroppo accadde. Non solo la uccisero selvaggiamente, ma la umiliarono, la mutilarono del seno, quindi subì sicuramente delle atrocità, e fu poi trovata quando diciamo i bonesi rientrarono in paese. Quindi una vera martire della sarda rivoluzione, perché subì un martirio, ecco, pur non avendo, poverina, fatto nulla. E quindi ecco, grande compassione anche per lei, grande immedesimazione, e poi in tutte queste donne, ecco, come
la Massidda, Antonia Cherchi, che appunto anche lei prende la penna e scrive per questo zio che era un vicario parrocchiale di Sant'Ulussurgiu, Sant'Ulussurgiu, altro borgo molto, molto rivoluzionario, ecco, di persone molto angioiane e combattive. E quindi anche lei ecco, difende questo zio e chiede proprio che venga fatto tornare dall'esilio, anche perché in effetti c'era una legge che fu disattesa, ma questa legge prevedeva proprio diciamo, il rientro degli esiliati politici, il perdono, insomma, di questi, per questi delitti politici. Ma questa legge non fu mai applicata, ecco. Ecco qua. Grazie, Adriana, tantissime storie a volte nel silenzio, in generale, appunto la storia della strada rivoluzione, però sappiamo che la partecipazione femminile, appunto, e sappiamo soprattutto grazie a te, che la partecipazione femminile alla vita politica in realtà è sempre stata una costante, diciamo, nella storia sarda, soprattutto in questi fatti, in questi avvenimenti. Per questo ti voglio davvero ringraziare, perché per noi avere anche delle rappresentazioni e delle storie di donne in cui poterci identificare è molto importante, come donne sarde, chiaramente. Anche oggi, in realtà, appunto, nel nostro quotidiano, le donne hanno un ruolo centrale nella vita politica. Penso a tutte quante le sindacaliste sarde che oggi si battono per appunto le battaglie sociali più importanti, e anche quelle dimenticate, lasciate spesso ai margini, alle giornaliste che danno voce a tutte le persone appunto che non ce l'hanno e che diciamo portano avanti anche delle storie che spesso, come in passato, sono rimaste indietro. Alle ricercatrici come te, alle scrittrici che riportano a galla appunto elementi essenziali della nostra identità, della nostra storia. Tutto questo mi fa pensare al fatto che in realtà noi siamo molto molto vicine a queste donne che tu racconti. Quindi un'altra domanda che mi verrebbe spontaneamente da farti è, secondo te, se queste donne potessero parlarci, cioè se una Marianna Serra, per esempio, potesse lasciare un messaggio alle donne sarde di oggi, che cosa direbbe? Che cosa ci potrebbe comunicare? Cosa ci direbbe? Allora, il messaggio che posso immaginare, ecco, di queste donne del passato, e prendiamo Donna Marianna Serra, ecco, come simbolo di tutte quelle che abbiamo evocato. Il messaggio potrebbe essere questo: care donne del XXI secolo, vi scrivo da un tempo ormai rivoluto e da un'isola che ha conosciuto sia le catene che le rivolte, quindi sia la soggezione che la ribellione. Quindi, allora, care sorelle, ci dissero che il coraggio era un difetto, che la rivolta era una vergogna e che la libertà era un sogno riservato agli uomini. Contai per mia fortuna sull'appoggio di un marito e di uomini di valore come Don Michele Obino, i suoi fratelli, anch'essi angioiani. Ebbi la fortuna di conoscere personalmente un nobile illuminato come Giovanni Maria Angioi, di cui vi raccomando di tenere accesa la memoria e il ricordo. Ricordo con nostalgia le passeggiate con lui e la fiamma antifeudale che animava ogni suo passo, ogni sua azione. Non provai mai vergogna di nutrirmi delle sue parole e di diffonderle in sua assenza, di mantenere l'unità tra i suoi amici e i suoi seguaci, a rischio della mia stessa vita. Noi donne del mio tempo resistevamo o nel silenzio di una cucina fumosa o in quello dei campi,
o a cavallo o in una dimora semplice o elegante. Voi donne che vivete in un'epoca più giusta, continuate ad avere il coraggio delle vostre idee e non dimenticate mai il prezzo pagato da noi per andare avanti. Coltivate le vostre idee e non la paura. Coltivate la fierezza oltre la forza, la compassione e mai la sottomissione. La libertà, sorelle, non si eredita, al massimo si custodisce, ma soprattutto si rinnova. Ogni vostra parola, ogni vostra azione che portate avanti è la scintilla nuova di un fuoco antico che non dovrà mai spegnersi. Coraggio, sorelle. Grazie a Bedu, Adrià. Un momento di grande commozione questo, te lo dico. Onestamente mi sento, è stato bellissimo ascoltare queste parole. Grazie a Bedu, grazie a Zammeda. Grazie, anch'io mi commuovo a parlare con voi perché siete animate dal mio stesso spirito, quindi ecco, anche noi siamo sorelle. Sì, è vero, è stato molto molto emozionante, un momento toccante. Grazie davvero, ma grazie in generale per il lavoro che fai. Di insomma ricerca, tu ci restituisci non solo delle parti della nostra storia come sarde e sardi che effettivamente ci mancano, ma in qualche maniera ci consegni anche come dire un'eredità che è quella delle persone, uomini, donne, di tutte le soggettività che vi hanno partecipato, che hanno combattuto per la sarda rivoluzione, a prescindere da come è andata, ci hanno consegnato il sogno di una Sardegna libera che noi abbiamo il dovere di perpetuare. Secondo me non ci poteva essere modo migliore di concludere questa intervista a cui insomma della quale decreto la conclusione, anche se staremmo qua per veramente tantissimo altro tempo a chiacchierare. Nel farlo voglio ringraziare anche Caterina, che per me è veramente maestra, non solo come attivista per il lavoro che anche lei fa, ma anche come transfemminista e in tutto quello che lei è nella sua totalità, nella sua dimensione anche umana, per cui grazie davvero di cuore a entrambe. Grazie Federica, è tutto reciproco assolutamente. Tra l'altro da poco hai scritto un bellissimo articolo proprio sulla rabbia femminile, ho pensato a quanto sarebbe stato adatto anche insomma da attribuire alla situazione, alla storia diciamo di Donna Marianna Serra, che secondo me era una donna che ha fatto un pochettino anche della rabbia, dell'ardore che aveva all'interno, motivo appunto di esistenza, no? E quindi anch'io ringrazio tantissimo Adriana per averci dedicato il suo tempo, per il lavoro enorme che ha fatto di ricerca e tutto quello che ci ha restituito a livello davvero di informazioni in generale, e soprattutto per quanto riguarda però questo aspetto specifico che spesso e volentieri viene lasciato da parte, non soltanto quando si parla diciamo di storia della Sardegna, ma in generale quando si parla di storia, e dunque davvero grazie in mille lingue, in gallurese, in sardo, in italiano. Grazie Za. Beh, adesso è il mio momento dei ringraziamenti. Sono stata felicissima di questa vostra idea che abbiamo elaborato tutto sommato in brevissimo tempo, in condizioni anche un po' rocambolesche, perché ognuna di noi era indaffarata in altre faccende, in luoghi diversi. E questo è un segno di unità molto bello, e io sento di ringraziare, oltre che personalmente, voi due, Federica e Caterina, che come ripeto siete donne veramente stimate da me,
e io sono felice perché sono più grande di voi, che voi portiate avanti questo flambeau e sicuramente in maniera sempre maggiore. E ringrazio anche Hans perché l'Assemblea Nazionale Sarda mi è stata sempre vicina nei momenti più difficili, nei momenti più belli, come quando mi avete fatto l'onore di premiarmi, vedete, mi emoziona ancora, e considerandomi una sarda, quindi per me questo è stato il massimo dei premi che io potrò mai ricevere nella mia vita. E quindi grazie a Ivan Monni che è sempre in collaborazione, a Indipendente, a Ninni Tedesco Calvo e a tutti voi. Giusto, grazie Ivan, ti restituiamo il timone di questa nave, grazie mille alla redazione di Indipendente. Assemblea Nazionale Sarda si sta apprestando a concludere i progetti per i festeggiamenti legati a Sa di Dessa Sardigna, quindi vi invitiamo a seguire insomma tutte le attività sui nostri social e soprattutto su Indipendente, ma in particolare vi invitiamo a partecipare. Un saluto di nuovo a tutte le persone che leggono Indipendente, che seguono e che hanno ascoltato. Grazie.